Sarà un altro Natale all'insegna della crisi economica, quello che vivranno i nuoresi alle prese con le difficoltà che continuano a farsi sentire e che investono non solo le aziende private, ma anche il comparto pubblico con l'incertezza che riguarda il futuro di molti lavoratori. Anche per questo Nuoro presenta una veste dimessa in questo Natale 2016. Questo nonostante in questi giorni di vigilia i nuoresi abbiano deciso di dimenticare i problemi e le difficoltà dedicandosi agli acquisti natalizi. Niente di eccezionale, in linea con quanto stanno facendo i sardi in generale. Le indicazioni delle associazioni di categoria parlano di una situazione sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno, con una spesa pro capite di circa 150 euro, inferiore alla media nazionale comunque, è crollata del 25% rispetto al 2009, l'ultimo Natale prima dell'esplosione della crisi economica. I nuoresi in queste ore hanno affollato le vie del centro, in particolare il corso Garibaldi, con le vetrine illuminate e le luminarie predisposte dagli operatori commerciali. Un via vai che si concentra nelle ore serali e che per qualche giorno è tornato ad animare l'antica via Maiore, altrimenti spesso desolatamente deserta. A segnalare le imminenti festività natalizie anche l'albero di Natale innalzato nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele. Addobbi si possono notare in tutta la città, un richiamo a trascorrere almeno i giorni di Natale all'insegna della serenità, magari spendendo qualche euro in più per non deludere i bambini in occasione della festa più amata. Per pensare ai problemi e alla crisi c'è sempre tempo, anche perché nonostante tutto, almeno nella Sardegna centrale, non si vede ancora la luce alla fine del tunnel. Anzi, il rischio è che appena finito di percorrere questa galleria, il nuorese subito dopo ne trovi un'altra ancora più lunga. Ma a Natale, almeno nella notte magica per i credenti, si può pensare, nonostante le difficoltà, che alla fine ci sia una speranza in un futuro più roseo o perlomeno meno duro.